Buonasera a tutti, invito l'orologio per cercare di contenere e valorizzare meglio il tempo che vi voglio assegnare stasera in non oltre 30 minuti, perché è importante non disperdere assolutamente alcun momento, perché la gente ha bisogno di certezze e per distribuire certezze bisogna avere innanzitutto dentro di sé la consapevolezza e la responsabilità di quello che stiamo facendo. In una parola, noi lo diciamo spesso, la credibilità. Perché se non c'è credibilità, innanzitutto con noi stessi, come possiamo pensare di raggiungere un obiettivo che è un sogno, ma è un sogno attuabile in questo momento storico? Vedete, per la credibilità si possono spendere parole, ma io credo che la cosa migliore siano i fatti. Mio povero papà, lo dico spesso perché lo ricordo con grande gioia, perché era una persona semplice ma molto molto onesta, e diceva queste parole qua: ricordati che te che hai perso la credibilità non te che più niente da dire in piazza, puoi stare a casa. Non siamo degli improvvisatori. Quando parliamo di indipendenza parliamo di una cosa importantissima, complessa, apparentemente impossibile ma realizzabile. Questi elementi che io vi butto là, che sono anche emozione, che sono sentimento, che sono senso identitario, che sono senso di appartenenza, che sono valori, non improvvisazioni, valori, sono la base di una individuazione di un percorso che ha una radice storica immensa. Questa è una causa che si vince invocando e utilizzando la storia che noi abbiamo, perché la storia vuol dire un paradigma anche di rilevanza giuridica, vorrei dire pregiuridico. La storia è quello che si è già rappresentato all'interno di una comunità, il Veneto, e all'esterno di questa comunità, il mondo, che la comunità medesima si può autogovernare, può reggersi in ordinamento indipendente e sovrano. Pensate la forza della nostra storia, l'imponenza, la rilevanza, è un argomento vincente da solo. Quindi il fatto è che non ce l'hanno insegnata, ed è una radice potentissima questa, possono recidere finché vogliono. Lo Stato con tutte le sue miserie può quotidianamente cercare di avvilire, di abbattere la nostra azione, ma è la storia, no? Avete presente un albero robusto, potente, quando lo tagliate, anche se è grosso così, partono dei polloni potentissimi immediatamente dopo, perché ha le radici che nessuno può mai svellere, può mai togliere. La nostra storia viene prima del diritto. Se poi ci aggiungiamo anche il diritto, voi capite che abbiamo argomenti ad abbondanza per sconfiggere qualsiasi avversario. Purtroppo l'avversario più grande oggi è la comunicazione, la mancanza della comunicazione, la falsa comunicazione, la comunicazione alterata. Ne facciamo qualche esempio. Un mese fa è uscito improvvisamente un sabato sul Corriere della Sera un articolo piena pagina dei 3 rappresentanti più importanti delle categorie produttive del Veneto: Confindustria, Confartigianato e Confcommercio. Quell'articolo era veramente duro, durissimo, sprezzante quasi. Sapete cosa ha detto? Chi sono questi pincopallo che parlano di indipendenza? Punto. Ora basta. Punto. Parliamo un giornalista che è anche un amico, ve lo conosco. Dico: scusa, mamma mia che linguaggio, dico, no? Improvvisamente. Ma dico: che conferenza stampa è stata questa? E lui mi fa: ma no, dice, sai Alessio, è stato un forum. Guardate bene, non hanno fatto né un comunicato né una conferenza stampa, è stato un forum chiesto da queste 3 associazioni all'interno della nostra sede di Venezia, che poi il giorno dopo il Corriere del Veneto ha riportato e rilanciato il giorno successivo da tutti gli altri quotidiani del Veneto. Siccome io, guarda, dico, da 2 mesi che abbiamo dato su richiesta loro a delle importanti associazioni di imprenditori del Veneto, abbiamo dato un questionario, no? Perché sia raccolta presso di loro, presso i loro associati, l'opinione sul tema dell'indipendenza.
Dico, mi pare che siano arrivati a un risultato molto importante. Poi i risultati del questionario sono stati bloccati nel direttivo di una delle associazioni perché non deve andare fuori, perché hanno avuto detto la comunicazione viene bloccata. Vabbè. Io dico, guarda, questi hanno somministrato una di queste associazioni, c'è in tutto il Veneto, 3 si sono impegnate. Una di queste ha somministrato questo sondaggio, 10 domande in cui si rispondeva in 2 minuti, a oltre 1100 dei loro iscritti. Di solito, mi diceva il Presidente, che è una persona che conosco direttamente, dice, di solito quando facciamo questi questionari ci risponde il 10-15%, quindi su 1100 iscritti ci risponde 100-150 persone. Questa volta ci hanno risposto quasi 900 e il risultato è clamoroso, non è stato ancora ufficializzato, per questo motivo non dico l'associazione perché non vorrei creare problemi al direttivo, li hanno bloccati dopo in un altro modo. Allora dico al giornalista dell'ANSA, dico, guarda, ci sono queste associazioni di imprenditori, ce ne sono di 3 province più importanti del Veneto, che hanno questi sondaggi che sono interessanti. Facciamo, dico, un altro forum la settimana prossima, stesso posto, venerdì, è quello che avete fatto voi, venerdì successivo, per offrirvi la voce di imprenditori che parlano dopo aver consultato i loro associati, perché quelli di Confindustria, di cui parlava Zuccato e gli altri, non avevano consultato i loro iscritti, avevano parlato da autorità, da presidenti. Ma dice, e qua viene il bello, dice, sai, sento Roma e poi ti so dire. Scusa un attimo, ma tu sei un'agenzia di stampa libera, ANSA di Venezia, hai l'autonomia del tuo ufficio, hai già fatto un atto, ti chiami forum, cioè hai ospitato questi 3 signori per farti dire quello che è il messaggio per loro lanciare. Io ti propongo l'opportunità di una voce di altri imprenditori molto importanti, tra l'altro, nel senso molto diffusi sul territorio, piccoli e medi imprenditori, che ti offrono anche un dato oggettivo, non chiacchiere loro, non loro impressioni. Mi scrive il giorno dopo, dice, sai, dice, mi dicono a Roma che non è possibile, l'ANSA di Roma mi dice che non è possibile fare la stessa cosa. E se volete fare un comunicato o una conferenza stampa vi mandiamo qualcuno. No, dico io. O la facciamo alla pari, tu hai fatto un forum, facciamo un altro forum e ti diamo, oppure non facciamo nulla. E là si è arenata la cosa. Per altre vie sono venuto a sapere poi, perché è bene che conosciate queste cose, se vengono registrate, divulgatele anche, che il signor Zuccato, presidente di Confindustria del Veneto, è consulente e confidente del Quirinale. Non vorrei, dicevo, che avesse avuto l'input di dare questa notizia. E sapete perché vengono date queste notizie? Bisogna avere il coraggio di dirle queste cose, perché guardate che tra l'altro queste dichiarazioni sono state intercettate in un bellissimo articolo che vi segnalo di Renzo Fogliata, dove ha detto, calma, prima di dare per stupido a tutti quelli che non la pensano come voi, magari siate più prudenti, perché di storia avete dimostrato di saperne poco, di diritto meno ancora, e la legalità sono le leggi italiane che andate a concordare voi con le vostre lobby, non che vengono prodotte da un Parlamento che rappresenta veramente i territori emergenti. Questa è la realtà. In un contesto del genere la comunicazione è difficilissima, è distorta, è una comunicazione che viene data secondo quelle che sono le aspettative di chi comanda le istituzioni. Quelle iniziative che tendono a bloccare la comunicazione sono iniziative partite perché quei signori, quelle istituzioni, sto parlando di Quirinale e il Ministero degli Interni, hanno sondaggi che sono a livelli molto più elevati in favore dell'indipendenza di quelli che ci dà avanti. Ormai sono preoccupati perché li fanno anche molto più costosi di quelli che noi non ci possiamo nemmeno permettere. La tendenza è tra i cittadini, anche quelli che non sono informati, sicuramente superiore mediamente al 70%. Questa è la realtà. E allora pensano di dispensare attraverso giornali compiacenti o presidenti di associazioni compiacenti delle notizie o delle intimidazioni, perché dire chi sono questi Pinco Pallo è un'intimidazione, che dovrebbero fermare il processo intero.